Salve a tutti e benvenuti a Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni, benvenuti. Benvenuti. Allora, dunque, oggi abbiamo secondo me, una bellissima intervista perché il tema è veramente interessante e sfizioso. Era già da tempo che volevamo fare una puntata dedicata a questo, poi per tante vicissitudini non l'abbiamo fatta, ma adesso finalmente è giunto il momento. Oggi parleremo di 4,32, la famosa musica a 4,32 Hz. Allora, l'intonazione che cos'è? Non è nient'altro che uno standard. Lo standard che noi abbiamo è quello che il La deve corrispondere ai 440 Hz. Quindi si dice che, insomma, la gran parte della musica che noi ascoltiamo, la gran parte, attenzione, non tutta, è a 440. Frequenza standard che abbiamo adesso. Prima la frequenza standard era ad esempio 435 e derivava dai francesi. Dopodiché addirittura Goebbels, si dice, quindi il nazista Goebbels, fu colui che invece cercò di portare lo standard appunto a 4,40 perché per la musica cosiddetta marziale, insomma, non è chi frequenta un attimo le orchestre o le sale di registrazione sa che gli ottoni amano, preferiscono, per essere un attimo più squillanti, una intonazione appunto alta, quindi un 4,40, ma anche a volte anche di più. In questo senso, per dirvi, addirittura Giuseppe Verdi nel 1850 scrisse una lettera per far approvare un decreto di legge da una commissione musicale del governo di allora, ovvero che la musica si settasse, lo standard italiano fosse settata appunto a 435, perché come dicevo allora era lo standard. Vi voglio leggere questa lettera di Verdi. Fin da quando venne adottato in Francia il diapason normale, io consigliai venisse seguito l'esempio anche da noi e domandai formalmente alle orchestre di diverse città d'Italia, fra le altre quella della Scala, di abbassare il corista vuol dire il diapason, uniformandosi al normale francese. Se la commissione musicale istituita dal nostro governo crede, per esigenze matematiche, di ridurre le 435 vibrazioni del diapason francese in 4,32, la differenza è veramente piccola, quasi impercettibile all'orecchio, che io aderisco di buon grado. Sarebbe grave, gravissimo errore adottare, come viene da Roma proposto, un diapason di 450 vibrazioni. Io pure sono d'opinione con lei che l'abbassamento del diapason non toglie nulla alla sonorità ed al brio dell'esecuzione, ma dà al contrario qualche cosa di più nobile, di più pieno, di più maestoso che non potrebbero dare gli strilli di un corista, di un diapason troppo acuto. Per parte mia vorrei che un solo corista venisse adottato in tutto il mondo musicale. La lingua musicale è universale. Perché dunque la nota che ha nome La a Parigi o a Milano dovrebbe diventare un Si bemolle a Roma? Ecco, questa era la lettera di Verdi. Dopodiché è passato molto tempo da allora e, ahimè, alla fine chi ha vinto in realtà è Goebbels. Allora, noi oggi abbiamo, caro Massimo, un musicista che ho conosciuto, che lavora da tantissimo tempo appunto sul 432, ma non si è limitato a lavorarci perché in qualche modo c'è anche studiato sopra dal punto di vista scientifico, non lui ovviamente, ma una serie di persone all'uopo, e oggi ci presenterà un po' il frutto di questi studi, che da una parte sono scientifici, ma da una parte sono appunto artistici. Allora lo facciamo, direi, direttamente fare entrare dentro. Eccolo qui, ciao Giampaolo Pomponi. Ciao Marco, ciao Massimo. Ciao Buonasera. Giampaolo, benvenuto. Grazie. Allora, senti, di questo riassunto che ho fatto, ti sembra giusto, corretto, ho omesso qualche cosa sicuramente, ma il senso della vicenda storica è questo? Sì, soprattutto diciamo che sono le cose storiche più accertate, perché come si può notare ricercando nel web la voce 432 Hz accordature,
troverete tantissime notizie, però come tutte le notizie così un po' leggendarie anche, perché non hanno nessun riferimento poi storico, a parte la famosa lettera di Verdi, quella sì, come anche quello che hai citato, il fatto che la radio tedesca nel 1939 che ha adottato il 4,40, più che un discorso che porti dietro chissà quale, nasconda chissà quale cosa malvagia, il punto è che Hitler era un fan di Wagner, essendo di Wagner, automaticamente Wagner a suo tempo sì aveva aderito a questo cambio di accordatura richiesto dall'allora imperatore, perché le marce militari più brillanti, come dire, incattivivano un pochino di più le loro truppe, e quindi c'era dietro questo almeno risvolto, ripeto, sempre comunque con beneficio di inventario. Poi sul fatto che il 4,40 possa dare più ansia del 4,32, qui invece... infatti ne parleremo di questo con te, ne parleremo con questo. Io ti dico che quando mi trovo spesso a essere in studio di registrazione durante le sessioni di registrazione delle orchestre, e molto spesso si registra a 4,41, 4,42, anche 4,43, per questioni di brillantezza soprattutto, non c'è niente di altro che veramente questo. C'è un altro aspetto lì anche, che gli strumenti a corda, gli archi, tendono, mano a mano che si vengono suonati e si scaldano, ad allentarsi, quindi tendono a scordarsi, quindi rispetto ai fiati, e quindi si tende ad accordarli quell'hertz in più proprio per cercare di contenere eventuali scordature successive, diciamo, almeno per quello che ne so io. Poi speriamo. Senti. Non abbiamo accennato al fatto che sul discorso di Verdi in Italia esista addirittura una legge sul 4,40, per cui si deve suonare a 4,40, perché comunque a suo tempo, quando ci furono appunto i cantanti lirici, riprendendo il discorso di Verdi, che promossero appunto il fatto di ritornare a 4,32, si arrivò fino in Parlamento, si arrivò a una proposta di legge, e poi alla fine però, pur riconoscendo, io ho letto anche i verbali dell'assemblea, il Parlamento, cioè già all'epoca riconoscevano che scientificamente Verdi aveva ragione, qui, là, su e giù, però gli strumenti, come dicevi te, costruivano a 4,40, lo standard mondiale era 4,40, e alla fine la legge l'hanno fatta, cioè hanno preso lo stesso disegno di legge e hanno sostituito la dicitura 4,32 con 4,40, e il massimo abbiamo messo, come dire, una pietra sopra. Fantastica sta cosa proprio. Massimo, io dopo, siccome gli farò un terzo grado di quelli veri a Giampaolo, intanto se vuoi fare qualche domanda a te, vai. No, allora, io che ero un po' scevro da questa argomentazione, non conoscevo tutte queste dinamiche, la cosa che mi ha un po' appassionato, diciamo anche in maniera abbastanza da approfondire, ma l'aspetto terapeutico, perché tu poi diciamo, sei stato il primo, insieme alla tua attuale moglie, ma che al tempo non lo era, che c'è stato questo incontro tra l'aspetto musicale e quello scientifico, anche se la tua moglie ai tempi era un po' non tanto Galeotto full 4,32, vedi? Venuto fuori un album poi. Ecco perché Giampaolo continua a sostenere il 4,32, che è un aspetto puramente amoroso. Però c'è anche l'aspetto terapeutico, perché poi voi avete scoperto facendo anche proprio degli esperimenti. Cioè Sì, perché comunque appunto il discorso della parte scientifica è nata perché parlando, io ho conosciuto appunto questa persona, e spiegando un po' quello che ha accennato appunto prima Marco sul fatto dell'A che viene accordato a una certa frequenza, insomma, entrando poi in questo aspetto, a un certo punto lei mi disse: va bene, faccio delle ricerche. Lei era già una ricercatrice, quindi già aveva accesso ai portali scientifici, e mi disse: guarda che su questa storia del 4,32 non esiste nulla. Dice: l'unica cosa che ho trovato è che c'è un dentista che ha sottoposto i propri pazienti a musica e un altro gruppo no, e ha visto che con la musica 4,32, comunque con la musica, il dolore era minore, l'ansia, ha visto il dentista, insomma non è uno proprio di quelli posti, di quei posti dove uno si sente tanto tranquillo.
E così, però mi disse, però non esiste niente sulle differenze, cioè, secondo me, ma che vuoi che differenza ci sia, 8 Hz tra 4,40 e 4,32. E io, ma dico, ma guarda che io è da tanto che sto suonando così, cioè quando vado in studio, sto 8 ore in studio a lavorare su sessioni a 4,40, puntualmente poi a fine giornata c'è il mal di testa, dice sì, vabbè, ok, dopo il lavoro. E dico, però col 4,32 invece no. Comunque, ritornando allo studio scientifico, ad un certo punto lei ho detto, vabbè, senti, facciamo così. Facciamo uno studio così, vediamo così, ti dimostro che non c'è niente. E quindi lei ha creato un protocollo che prevedeva appunto l'ascolto di musica, peraltro 20 minuti, con 2 gruppi che ascoltavano prima musica a 4,40 e dopo 4,32. Ovviamente i gruppi non sapevano assolutamente che tipo di musica stessero ascoltando, infatti per questo tecnicamente si dice crossover in doppio cieco, cioè nessuno sapeva che frequenza in quel momento che frequenza la musica veniva ascoltata. E chiaramente prima di questi ascolti sono stati rilevati parametri vitali, quindi pressione sanguigna, respirazione, tutta una serie di parametri che poi venivano rimisurati successivamente dopo l'ascolto. E poi questa diciamo sperimentazione è stata anche invertita, cioè a distanza di tempo sono stati fatti riascoltare prima una frequenza e poi l'altra. Sono stati fatti, diciamo, questo doppio incrocio fra tutti questi ascolti. E alla fine sono venuti fuori dei dati statistici, perché poi nella scienza quello che conta sono i dati statistici, che devono essere appunto significativi, hanno dei valori precisi. Certo, qui ci voleva lei a raccontarvi bene la storia. Però allora dico un paio di cose. I parametri che venivano rilevati sono frequenza cardiaca, pressione arteriosa, saturazione di ossigeno e frequenza respiratoria. Cioè, quindi stiamo parlando di quelli proprio sì. basilari in qualche modo. Diciamo anche il nome di tua moglie, Diletta Calamassi. Sì, Calamassi, giusto, sì, esatto. Vero, bravo. No, anche perché poi tra l'altro ho scoperto tramite questa lettura interessantissima di questi avvenimenti che tu stai raccontando che poi voi in realtà siete tu e tua moglie, soprattutto lei, poi quasi riconosciuti. Non esiste nient'altro al mondo. In tutto il mondo non esistono solo 3, perché adesso questi studi sono diventati 3, tra l'altro. Infatti. Era quello che stavamo raccontando, era appunto il primo studio, quello fatto un po' per scommessa, nel senso per dimostrarci l'uno con l'altro che qualcosa di vero c'è e lei che non c'era, insomma. Ecco, infatti vorrei leggere il risultato finale, poi magari li commentiamo insieme. Allora, il risultato finale di questi, sulla base di questa 33 soggetti che erano volontari o reclutati tramite social, i risultati sono che la musica a 4,32 Hz era associata a una leggera diminuzione dei valori medi della pressione arteriosa e a una leggera diminuzione dei valori medi della frequenza respiratoria rispetto a quelli a 4,40. Ma la cosa più evidente, ed è stata qui forse la cosa fondamentale, è stata la diminuzione della frequenza cardiaca media, ovvero quasi 5 battiti al minuto in media, e questo era un risultato statisticamente significativo. Importante è che le persone erano più tranquille e allo stesso tempo concentrate sull'ascolto della musica quando era a 4,32. Quindi di fondo la musica a 4,32 sembra che diminuisca il battito cardiaco. Questo è un dato scientifico, mi sembra di aver capito. Sì, poi se a questo associ ci sono degli studi del professor Ventura, che cito, che è un cardiologo dell'Università di Bologna, il quale è quella persona che insieme all'università americana hanno inventato un'apparecchiatura per ascoltare il suono, la musica delle cellule. Ora non vi sto a spiegare tutto quanto, però vi dico che uno degli ultimi esperimenti che hanno fatto è stato quello di prendere delle cellule staminali, quindi delle cellule di grasso diciamo neutre,
la cellula ancora quando non è informatizzata per diventare un organo o qualsiasi altra cosa, e l'hanno sottoposta a una frequenza che hanno rilevato loro del cuore, e guarda caso era un La a 432 Hz. Ora, dopo 15 giorni negli quali hanno sottoposto a questa frequenza questa cellula di grasso, questa cellula dopo 15 giorni è diventata una cellula cardiaca. Quindi è un po', potrebbe dire, ma cosa c'entra? Considerando che il 432 viene definita per leggenda la frequenza del cuore, però a questo punto le leggende cominciano a confondersi con degli studi, i dati reali, e quindi insomma diventa sempre più interessante come campo, anche per capire poi effettivamente qui non si sta neanche dicendo la musica emotivamente a qualsiasi frequenza sviluppa emozioni indipendentemente, appunto, come anche diceva Verdi, suonavano a 4,50, a 4,40, cioè non è questo. Però a livello fisico evidentemente una differenziazione c'è o ci potrebbe essere, e comunque sia vale la pena secondo me approfondire, nel senso, perché no? Ma poi sicuramente il tipo di riflessioni che si possono fare in ambito della musicoterapia, ad esempio, perché lì anche è forse è lì la nota fondamentale, cioè nel senso, a livello artistico al limite uno dice 4,32, 4,40, 4,45, quello che sia, il concetto è estetico e basta, ma invece a livello di musicoterapia, se partiamo dal presupposto che esiste come scienza, come terapia. Scusa se ti ho interrotto, ma la musica è già accertata come, cioè nel senso che la musica faccia meglio di niente, quello è già accertato. Il punto è che trovare però nella musicoterapia delle frequenze più ad hoc, al di là di curare, perché dobbiamo anche pensare che la musica potrebbe diventare curativa e tutto il resto, ma soprattutto potrebbe diventare preventiva, perché ora facciamo così un'ipotesi: se effettivamente il 432 dà alle nostre cellule un discorso di rigenerazione e quant'altro, capite bene che noi siamo immersi nella musica dalla mattina alla sera, cioè noi faremo una terapia, diciamo, positiva alle nostre cellule senza colpo ferire, perché noi, anche se andiamo al supermercato, siamo sottoposti a musica, quindi ecco dove dico vale la pena approfondire, perché poi l'impatto, per quanto possa sembrare lì per lì circoscritto, dice vabbè, gli studi del professor Ventura sono indirizzati addirittura alla rigenerazione cellulare, il che significherebbe sostituire i trapianti, cioè non servirebbero più i trapianti, perché in pratica ognuno di noi ha delle cellule staminali diciamo di base. È chiaro, poi in funzione dell'età questi diminuiscono, però comunque sia nel caso di un infarto teoricamente basterebbe sottoporre il cuore malato a questo tipo di frequenze e le cellule rigenererebbero automaticamente l'organo senza doverlo sostituire. Insomma, se oggi forse detta adesso sembra così, sembra fantascienza, però continua a parlare di musicoterapia dal momento che ormai è accertato che la musica ha degli effetti benefici, ad esempio sui pazienti che hanno dei disturbi psichiatrici, ne metto lì una, e allora avere anche questa accortezza di far sì che la musica sia eseguita o ascoltata a 4,32 è una cosa, insomma, un piccolo sforzo che secondo me si può fare, e sicuramente non può che fare bene a tutto questo. Io però voglio raccontare una cosa carina a Giampaolo e Massimo, che già ne ho parlato nel backstage, però la voglio ridire, perché questo discorso del 4,32 è stato quasi, se ne è appropriato tutta la corrente New Age, no? La musica fatta in una certa maniera, eccetera, eccetera. Se vedete quei strumenti che ho dietro di me, che si chiamano handpan, io suono quegli strumenti lì,
è uno degli strumenti principe in cui si dice che le armoniche di questo strumento facilitano in qualche modo la concentrazione, lo stato di benessere, eccetera, eccetera, per cui ci sono molti costruttori che le fanno direttamente a 432. Il problema di questi strumenti è che non è come le corde della chitarra che le rintoni a secondo di... Adesso sono 440 e 432. Se è 432 è fisso. Gli strumenti a intonazione fissa come questo succede che se io suono a 432 e 440 succede, è veramente una cosa che fa star male anche le persone in salute. La cosa carina è che io ogni volta che quegli strumenti lì mi si scordano li devo mandare a Dortmund, dove c'è il laboratorio. Un mio amico mi dice che vicino a casa mia finalmente hanno aperto un laboratorio di Anpan. Io tutto felice dico figo, che adesso ogni volta che c'è un problema non dovrò arrivare fino a Dortmund. No, perché questi sono integralisti e fanno solo gli Anpan a 4,32, quindi, cioè, quindi io ce l'avrei un po' con il 4,32, insomma. Anch'io ho scoperto il 432, come ti accennavo, in maniera casuale. E all'epoca, perché io in realtà l'ho scoperto veramente più di 20 anni fa, forse anche di più, perché eravamo alla fine degli anni 90, quindi è per un discorso di dover cantare un brano, non riuscivo a cantarlo in fa, allora dico, beh, proviamo a alzarlo di mezzo tono. L'alzo di mezzo tono, però non ci arrivavo più proprio come si doveva. Così ho cominciato a giocare con l'accordatore della tastiera, fino a trovare un punto che finalmente, aspetta, così io poi non è che sia un cantante eccelso. Al che, riascoltando però a quel punto l'arrangiamento della canzone, ho avuto una sensazione come se sentissi delle cose diverse. In realtà l'impianto audio ovviamente era lo stesso, l'arrangiamento era lo stesso, però c'era qualcosa che suonava, dico, caspita, e lì mi sono venuti in mente i Pink Floyd, ho detto, ma aspetta, ma ecco perché questi registravano a frequenze diverse, no? Per cui cominciai un po' un attimo lì per lì a studiare la cosa. Poi fece il tuo ragionamento, dissi sì, però aspetta, se poi chiamo il chitarrista a fare la sessione, quell'altro, cioè con l'accordatura non standard, i problemi li sapete tutti meglio di me. E quindi lasciai la cosa lì, ho detto vabbè, bello, però via, non è il momento. Poi a distanza invece di 10 anni o più, di 15 anni, quando mi sono trovato poi in un corso di orchestrazione per musica da film, a un certo punto, parlando delle accordature, è tornato fuori ovviamente il 432, anche se è associato, come dicevi te, alla New Age, perché nei tempi moderni gli unici integralisti, e anche qui apro una parentesi, io sento tanta musica, sento tanta musica in giro con la dicitura 432 Hz, anche su YouTube, poi per curiosità, ma alle volte anche perché ormai ho abbastanza l'orecchio, vado lì con l'accordatore o con uno strumento accordato e mi rendo conto che non sono a 432, sono a 440 semplicemente, però evidentemente, ripeto, o c'è o fa marketing, non lo so, sì, non hanno chiaro cos'è il 432, magari, perché sai, sono bellissime musiche, cioè rilassanti, tutto quello che vuoi, però non sono a 432. Senti, ma a proposito di questo, prima di farti fare la domanda finale al Massimo, ci fai un esempio, anzi ci fai sentire un tuo brano in 432, così almeno facciamo capire un attimo anche di che si tratta sto benedetto 432. Ce ne consigli uno? Che noi lo mandiamo. Allora, qui appunto ne trovi diversi su tutti gli store, Spotify e tutto il resto. E poi ho anche delle cose su YouTube e ti posso far sentire delle anticipazioni. In realtà un titolo preciso non ce l'hanno, perché queste faranno parte del prossimo album che dovrebbe, se riesco a farlo uscire fra fine luglio o settembre. Adesso vedremo un attimo come, perché l'album si intitolerà Il Prossimo, tanto perché sarà il prossimo, quindi il prossimo anche se
anche se inteso un po' più che altro in tema biblico, cioè nel senso del prossimo, inteso come i nostri vicini, i nostri fratelli, diciamo. Scusami Gianpaolo, tra l'altro so che questo tuo prossimo album, il prossimo, non avrà la dicitura 432 Hz. No, perché a questo punto, ecco, diciamo che tanto chi mi segue, che è più oltreoceano in realtà che in Europa, ormai sanno che faccio musica a 432 Hz, quindi all'inizio mi sembra, anche vedi anche nel nome avevo messo e questo ormai rimarrà GP Pomponi 432 per specificare che sì, è proprio a 432 Hz. Allora, facciamo sentire una piccola sequenza che anticipa appunto l'uscita di questo album, che si intitolerà Il Prossimo. Allora, dopo aver ascoltato il tuo album, tra l'altro, anzi un estratto del prossimo album, il prossimo, facciamo questo gioco di parole, raccontaci un po' tutti i progetti che stai, oltre a questa uscita che ci hai raccontato, ci hai fatto sentire, ti ringraziamo di questo, raccontaci un po' tutti i progetti tuoi musicali. L'idea, insomma, i progetti sono quelli di riuscire a fare, diciamo, un lungometraggio, e quello è il progetto, diciamo, il sogno nel cassetto. Interamente in 432, immagino. E infatti sì, ma la difficoltà, in un certo senso, questo 432 è anche un po' limitante, lo dobbiamo dire, perché comunque ti scontri con tante cose. Poi la cosa scientifica in realtà già c'era, perché se un Parlamento dichiara che scientificamente già avevano stabilito che il 432 è naturale per la voce, però alla fine così ha vinto il 440 per il momento, perché da quando abbiamo tirato fuori questi studi scientifici, questo ve lo voglio dire, a livello, diciamo, musicale non si è mosso nessuno, sinceramente. Ora io ho visto con piacere Stefano Bollani fare una trasmissione tutta sul 432, il Rai, bontà sua. E poi anche gli Audio 2 hanno fatto un disco a 432 un paio di anni fa, un anno fa. Invece nel mondo scientifico questa cosa ha creato parecchio interesse. A me continuano a scrivere continuamente da università, da varie parti del mondo, e tra l'altro una ricercatrice in Svizzera si è presa subito la briga di andare all'ISO, dove appunto stabiliscono gli standard, e dirgli: oh, ma qui c'è uno studio che dice che 432 è meglio del 440, che vogliamo fare? E loro hanno detto: ora vabbè, questo giustamente il nostro è uno studio pilota, dice, però se ci saranno ulteriori studi magari più allargati e questa cosa, come dire, può essere estesa, perché no? Quindi si sono resi anche possibilisti
A questo punto stiamo terrorizzando tutti i costruttori di strumenti musicali. Sì, ma infatti, come dicevo, dove abito io è già il 432 ha vinto. Quindi... fondamentalizzi. Allora, senti, io ti facevo una domanda invece a proposito, tu parlavi di questi studi scientifici che appunto avete fatto con tua moglie. Si possono consultare da qualche parte o solo... Assolutamente sì, basta andare su diciamo il portale principale, PubMed si chiama, e digiti o Calamazzi o Giampaolo Pomponi e ti escono fuori tutti. Giampaolo, noi ti ringraziamo perché sei riuscito con grande sapienza, leggerezza, ma nello stesso tempo valore scientifico a parlare di un qualche cosa che insomma è abbastanza ostico, però insomma secondo me abbiamo fatto un bel servizio perché per capire un attimo quali sono le problematiche legate al discorso della frequenza standard, che al momento è ancora 4,40, ma per poco. Grazie anche al vostro coraggio. perché grazie Giampaolo, a presto. A presto, grazie a voi, grazie.